quando passava di qua, era la mia tosetta in parole di dialetto così, perché era sempre sorridente, sempre che saltava per dire basta, non la vediamo più purtroppo. Dispiace da morire, una cosa troppo brutta, morire così. Buona, simpatica, aperta, gioviale, sportiva, aveva tante belle qualità per me. Dopo la ricordo così perché l'ho vista da piccola, aveva 1 anno, quindi l'ho vista crescere. In via Marconi a Crocetta del Montello non c'è pace, solo sconcerto e dolore per la tragica fine di una ragazza a cui era impossibile non voler bene. È morta nel peggiore dei modi in via Fraina col Francui, dove restano le tracce della sbandata letale e un fiore giallo. Sull'incidente costato la vita a Chiara Bortoletto, 25 anni, indagano i carabinieri, ma forse una parola definitiva sulla dinamica potrà arrivare solo dal ragazzo che si trovava in auto con lei, l'amico 23enne di Vidora, ricoverato in prognosi riservata in rianimazione al Cafoncello. Nelle scorse ore si è risvegliato, ma rimane intubato. Per lui ci sono speranze. Quello che sembra certo al momento è che alla guida dell'auto, una Mazda MX-5 Cabrio, ci fosse Chiara, anche se il mezzo era di proprietà del 23enne. La sbandata dopo una curva, una fuoriuscita autonoma, secca, a terra nessun segno apparente di frenata. A soccorrere i due è stato un cittadino straniero che si stava recando al lavoro in bicicletta. Con ogni probabilità, dicono anche i carabinieri, è riuscito a salvare la vita al ragazzo praticandogli il massaggio cardiaco. Chiara lascia papà Loris, mamma Flora e la sorella Francesca. La madre è rientrata in queste ore dall'estero, dove si era recata a trovare una sorella. Ieri mattina è partita, mi ha detto il marito stamattina, si è partita ieri mattina e quando è arrivata ha saputo la notizia, penso sia tornata, cioè tempo di fare le carte e ritornare indietro, insomma, ecco, non lo so. Comunque guardate, una famiglia meravigliosa. La disperazione, basta, lui non parla, cosa vuoi che faccia? Piange e basta, e la figlia è uguale, ma non si può fare niente, basta, se si riuscisse a sollevare di qualcosa, ma non si riesce a fare niente purtroppo. Attoniti anche gli amici. Victor è titolare del bar che Chiara frequentava. Una persona molto solare, molto vivace, sì, siamo tutti molto sconvolti da quello che è successo, insomma, da quando abbiamo ricevuto la notizia ieri. 2 giorni fa era qua, quindi sì, siamo rimasti tutti molto, sì, non ci credevamo, insomma. La comunità è una famiglia, quindi quando c'è male per qualcuno c'è male un po' per tutti e quindi altro non possiamo che a parole cercare di esprimerlo. Forse l'abbraccio servirebbe di più, ma siamo tutti vicini.